Buongiorno, oggi è la giornata dell'addio a Papa Francesco. I funerali inizieranno alle 10 in piazza San Pietro e saranno celebrati dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovan Battista Re. La solenne cerimonia sarà trasmessa da Telecolor in diretta fino alle 14. Teste coronate, leader mondiali sono arrivati a Roma per assistere alle esequie. Ieri sera è arrivato nella capitale anche il presidente americano Trump. Dopo i funerali un lungo corteo funebre attraverserà le vie del centro di Roma, procedendo a passo d'uomo per quella città che Francesco aveva abbracciato 12 anni fa, diventandone vescovo. Il Papa compirà il suo ultimo viaggio terreno a bordo di una Papa Mobile, un mezzo aperto per consentire a tutti di vedere il passaggio della bara, un evento che ha pochi precedenti. La giornata di ieri si è conclusa con la chiusura della bara, un rito antico, solenne, pieno di significati, con l'apposizione di un velo bianco di seta sul viso di Francesco e l'inserimento della borsa con le monete d'argento e di bronzo coniate durante il pontificato e il tubo con il rogito che racconta la vita del pontefice. Gesti antichi, uguali da secoli, che hanno suggellato la fine materiale di un pontificato del quale resta però l'eredità spirituale. Oltre 250.000 fedeli hanno già salutato il pontefice, altri 200.000 sono attesi oggi nell'area delle esequie. Roma è una città blindata tra green zone e area off limits, imponente la macchina della sicurezza con oltre 4.000 agenti, in campo anche unità contro minacce nucleari e batteriologiche, schierati anche volontari della protezione civile con la partecipazione di una colonna mobile dalla Sicilia che da giorni forniscono assistenza e informazioni ai pellegrini, fedeli da tutto il mondo, delegazioni straniere ma anche curiosi e turisti, molti provenienti anche dalla sua Argentina. Questo telegiornale si ferma qui per dare subito la linea a Vatican Media. L'informazione su Telecolor torna come sempre alle 14.